bentornati nel mio canale, siamo qui oggi con un nuovo video reaction. Siamo qui per fare la reaction di Inter-Napoli, partita importantissima perché la Juve anche prima ha perso, ma noi dobbiamo pensare a noi, quindi vittoria obbligatoria. Noi ci vediamo con la reaction. No, sì, meno male. Vedai? No! Mamma mia, che tiro che ha fatto! Mamma mia! Ragazzi, è finito il primo tempo, una partita molto lenta, un tiro per l'Inter e un tiro per il Napoli. Ci vediamo il secondo tempo. Che si è mangiato! Meno male che era fuori gioco! Meno male che era fuori gioco! Andanovic! Caparato! Perché? Perché? Non lo so. Non lo so. Rigore. Espulso pure Insigne. Ci sia stato il rosso per Insigne e adesso stanno discutendo. Stanno discutendo perché sta dicendo all'arbitro: non l'ho detto quello che dici tu. Evidentemente ha sentito una parola di troppo. Scandaloso. Romelu Lukaku 1-0. Che bravo, tirare i calci di rigore, quasi sempre incrocia. E se questa volta è darci sulla testa del portiere. Di De Vrij passa davanti, è tutto regolare. Lo sanno all'indietro. Ma caparato! Mannaggia! Ma io non lo so! Un'arma che spinge soprattutto grossa da lontano, meglio di Mario lui. Errore di Skriniar che poi entra malissimo. Ma è rosso! Palla che passa, 1-2, arriva Di Lorenzo con sinistra, Andanovic. No, vabbè. Solo Petagna. E poi va a prendere calcio di Ya, ma non è possibile! Non è... l'Inter nell'area di rigore, arriva a traversone. No! Pronto, carro attrezzi, una partita scandalosa. Dopo il rosso il Napoli attacca. Fa una partita eccezionale, quello che doveva fare dal primo tempo. Un rosso che non si è capito, forse era inesistente per me. L'Inter fa due tiri in porta, due contati. Uno calcio di rigore e l'altro una bella occasione. Arbitro, fatti a fare un esame di coscienza negli spogliatoi e pensa a quello che hai fatto stasera.